abbastanza. Va bene? Parte da qui l'ultimo miglio della Treviso-Ostiglia. Al via da oggi il cantiere per la costruzione del tracciato della pista ciclopedonale che porta in Emilia. 2 km e 600 metri di strada green per 1.100.000 euro di investimento. E per accaparrarsi così un indotto che rappresenta il 12% del PIL italiano. A tanto ammonta il turismo ecosostenibile o cicloturismo, ma è anche un grande servizio all'ambiente. Non solo Treviso-Ostiglia, che poi si collega con questi ultimi 2,6 km al Girasile e quindi alle spiagge, ma anche la nostra Greenway di 550 km in Veneto, ed infine il grande progetto lungo il Po, quindi una pista ciclabile lungo il Po che coinvolge tutte le regioni. 15 milioni di euro per la grande Greenway, con 550 km di ciclopista e 250 km di percorso in acqua. In rete, invece, con le altre regioni del Po, la regione partecipa anche alla realizzazione di Ivento, una pista ciclopedonale di 690 km, dei quali 150 in Veneto, con un investimento complessivo di 129 milioni di euro. Ma il completamento della via oggi permette l'interconnessione diretta con la Greenway del Sile. Completa un'area bellissima di verde e anche con la pista ciclabile che abbiamo fatto via Bernardi, viale Montegrappa, viale 14 luglio, proprio fa un collegamento ottimale tra il centro di Treviso e questa oasi bellissima.